L'agenzia Elba Paradise è in grado di fornire alla propria selezionata clientela collaboratori qualificati che vi seguiranno passo dopo passo dalla scelta dell'immobile più adatto alle vostre esigenze alla consulenza per il mutuo, l'arredamento e assistenza tecnica con un risparmio certificato. Dal 1976 Toremar collega il continente con le isole dell'arcipelago toscano, con ogni tempo, con puntualità e comfort. Nell'ultimo anno Toremar ha trasportato 1.430.000 passeggeri. Unisciti a loro, Toremar ti aspetta a bordo. Le nostre proposte per un soggiorno sull'isola d'Elba, un bioagriturismo con indimenticabili tramonti sul mare, una casa colonica tra gli antichi oliveti, un'accogliente villa immersa nel verde, un eco-resort affacciato sull'isola di Montecristo, un B&B direttamente sul mare. Prenota per tempo. Giampiero Muti, 40 anni di impegno nella ricerca, nel recupero e nella riproposizione di antiche ricette dell'arte pasticcera. La schiacciabriaca Muti Lupi è stata premiata in importanti manifestazioni nazionali ed internazionali. Diffida delle imitazioni. Comandante, ma siete sempre così gentili con tutte le turiste? È doveroso essere gentili con tutte le turiste e con tutte le persone che hanno la voglia e il desiderio appunto di viaggiare con noi. Ecco, ma la Toremar che tratte fa? Quanti... Tutto l'anno è assicurato il servizio con più navi, più corse, è tutto regolato da un contratto di servizio con la Regione Toscana che assicura sia orari, itinerari e tariffe anche. Ecco comandante, a proposito di tariffe, quali sono i costi un po' della media stagione, alta stagione? Sì, si va da un passaggio auto passeggero da un minimo di 48 euro circa a un massimo di 70 euro. In ogni caso queste tariffe anche durante l'anno vengono ulteriormente integrate con delle agevolazioni. Ho fatto prima una passeggiata per tutta la nave che devo dire è molto bella e curata nei minimi dettagli. C'è anche un posto proprio per i bambini. Sì, quindi stanno belli tranquilli i genitori in viaggio. Sì, veniamo incontro anche importante, oltre per i bambini e anche per i genitori, che durante la traversata può unire anche allo stesso tempo sia una traversata in sicurezza per il figlio, una traversata nel massimo del relax per il genitore. Che questo è importante. E anche il caffè comandante è buono, questo ve lo assicuro io. Senta comandante, allora io posso rimanere un altro po' qui con lei così vedo proprio la partenza? Certo. Come si chiama lei comandante? Io mi chiamo Rum Giuseppe. Rum Giuseppe, piacere allora Giuseppe. Adele, allora viaggiamo insieme, tra un'ora sbarchiamo sull'isola d'Elba. Sarà un piacere. Senta, sono appena sbarcata qui sull'isola d'Elba, volevo avere un po' di informazioni perché veramente non so dove andare, è grande come isola. Allora, l'isola ha uno sviluppo costiero di 147 km e 225 km di superficie. Noi suggeriamo sempre di dedicare un giorno alla parte occidentale dell'isola, che dal punto di vista panoramico è la più bella ed è la parte più verde dell'isola. Invece da questa parte? Allora, questa parte, il versante orientale, è il versante minerario dell'isola, miniere di ferro, quindi minerali come la pirite, l'ematite. Come attività ricettive di ristorazione, come siamo messi, come si mangia qui all'Elba? Si mangia bene. Detto da lei, immagino. Qual è il piatto tipico della zona? Sicuramente tutti i piatti a base di pesce. Va bene, allora faccio tesoro delle sue informazioni e cercherò in questi 4 giorni di vedere più cose possibili. Io intanto la ringrazio, allora per qualunque altra informazione magari vengo da lei, va bene?
Senta, ho prenotato una stanza di Benedetto. Allora, la camera è la 273, una superior, che è da lei prenotata a vista mare. Senta, a che ora c'è la colazione? Allora, è dalle 7:30 alle 10 la mattina. E invece per la cena, visto che ho fatto mezza pensione? Per quanto riguarda la cena, può anche prenotare una cena tipica albana, se vuole, oppure anche tipicamente toscana, con primi, secondi, contorni e i dessert. Vabbè, quindi insomma cucina tipica. Sì, è tutto fatto da noi anche. Un'informazione, ho visto che avete delle offerte, degli sconti sul vostro sito. Allora, lei per esempio con la sua prenotazione ha usufruito del 10% perché ha prenotato e confermato entro una certa data, sì, e anche una riduzione del 10% perché sta arrivando di domenica e ripartirà di domenica, quindi, e questo vale anche per i mercoledì, quindi ha un totale di un 20% di sconto. Beh, che non è male, non è male. Poi se ha dei figli o nipoti o qualche cosa... Ecco, questo potrebbe essere una coppia di amici con un bimbo, okay. Ci sono delle agevolazioni? Sì, precisamente, se hanno solo un bambino non paga e ha anche i pasti inclusi, mentre se ne ha due il primo non paga e il secondo ha il 50% di sconto. Che bravi che siete! Soprattutto per l'estate. E poi leggo lì massaggio, ecco, questo mi interessa. Sì, allora abbiamo una ragazza che viene da fuori, se vuole la possiamo chiamare e le fa un massaggio di un'ora, mezz'ora, rilassante. Senta, siccome io proprio sono viziata, se tante volte il mare è mosso, avete una piscina? Sì, certo, ovviamente qui fuori nel giardino, può usarla sempre quando vuole, ci sono i lettini. Vabbè, insomma, posso tranquillamente accontentata in tutto per tutto. Va bene, allora io sistemo un attimo i bagagli, magari ci rivediamo più tardi. L'ascensore è lì a sinistra. Grazie a lei. A lei. Arrivederci. Allora, signorina, vuole vedere del pesce fresco locale? Sì, stavo vedendo infatti il menù. Adesso le faccio vedere. Ok. Ah, però. È una Che parte meraviglia. del pesce che noi abbiamo. Questi sono dei bellissimi capponi, pesci di fondale, sono ottimi sia al forno Sì. che in umido. Mi consigli lei, dai, che mi noi- proponga una ricetta tipica del ristorante Contigli. Possiamo fare una triglia alla mediterranea. Ok, vada per la triglia alla Va bene? mediterranea. Perfetto. Oh, che meraviglia. Quindi triglia alla mediterranea. Vediamo se il consiglio che mi ha dato è stato giusto. Sicuramente. Allora, sta apprezzando? No, veramente ho già apprezzato, devo dire che è buonissimo, complimenti allo chef, ma la triglia c'è, dopodiché come hai fatto tutto il piatto? Allora le chiamo lo chef Davide, così le faccio spiegare il piatto, va bene? Va bene, grazie. Buongiorno. Buongiorno, Davide, lo chef. Sì, io sono lo chef Davide. Senti, posso darti del tuo Davide? Certo. Ho chiesto come è fatta la ricetta, veramente buonissime queste triglie. La ringrazio. Allora, semplicemente si parte con il pulire la triglia, Sì? la si squama e la si sfiletta. Dopodiché prepariamo del pane aromatizzato con della maggiorana e timo e rosmarino. Andiamo a impanare i filetti di triglia e si infornano per 4-5 minuti a completa doratura. A parte ci prepariamo un'insalatina di pomodorini, fave e cipollotti e la condiamo con dell'olio extravergine, sale e aceto balsamico. Una volta cotta la triglia la si impiatta e si decora con questa insalatina e terminiamo con una riduzione di aceto balsamico. Signora, posso? Senta, sicuramente tornerà questi giorni, tanto voi siete sempre aperti, no? Sempre. Sempre. Mezzogiorno e sera. Va bene. Lei come si chiama? Che è così Io mi gentile? chiamo Mimmo. Mimmo, io Adele, allora ci vediamo in questi giorni. Perfetto, la ringrazio. Grazie a lei. This is the real danger. My danger sound. Signora, buongiorno. Buongiorno, Senta, tesoro. ma cosa sono le verdure incavolate? Incavolate perché c'è il cavolofiore intanto, è un gioco di parole, Ah, non perché ecco. sono così arrabbiate. Oh, ecco. Sono tutte tagliate a mano, una giardiniera molto delicata in effetti. Quindi dentro ci sono peperoni. e dentro da ci quello sono che vedo. peperoni, zucchine,
carote, cavolfiore. Quindi anche le verdure, tutto quanto, è proprio Tutte tutti le i prodotti verdure sono dell'Elba. prodotti della zona dell'Elba o comunque parti limitrofe. Sono tutte ricettine nostre, diciamo della nostra tradizione elbana e anche della nostra tradizione familiare, sia queste delle verdure che quelle dei dolcetti e dei biscotti, in particolar modo i cantuccini oppure la torta briaca, che noi l'abbiamo chiamata briaca, la briaca di Maria. Lei gentilmente ci ha dato la sua ricetta e noi quindi l'abbiamo chiamata la briaca fra virgolette di Maria, lei ha accettato. E beh, devo dire anche un bel riconoscimento. Sì, quindi sì, praticamente sì. voi vendete questi prodotti, li posso trovare ovunque su tutta l'isola? Allora, voi potete trovarli nei nostri punti vendita, uno è questo, e anche in un altro punto vendita che noi abbiamo un po' più grande, sempre più a Marciana Marina. Mi dice anche i costi, quanto viene un barattolino così? Allora, un barattolino così costa 5,90 euro. 5,90 €, invece i biscotti? E i biscottini vanno a peso. Allora prendo sicuramente le verdure Allora, incavolate, poi dai, così faccio... Poi abbiamo le zucchine tribolate, per esempio, che noi chiamiamo tribolate perché triboliamo a fare tutti quei pezzettini fatti a mano, tutti i sughi di mare, tutto il nostro pesto fatto con il nostro basilico fresco, tutte le nostre cotture sono fatte al forno, quindi sono cotture genuine, e tutta la nostra pasta fresca. Mamma mia, Tutta la nostra pasta fresca che facciamo tutti i giorni, anche ravioli fatti a mano. Allora signora, facciamo così, intanto vado a prendere allora, il finocchio all'arancio Sì. e anche le zucchine che non Sì. sono male secondo Brava, me. brava. Allora, eccole qui. Perfetto. Va bene, allora mi carti queste, grazie. Grazie, allora ci vediamo in questi giorni. Grazie Va bene? davvero, sì. Grazie. Alla prossima allora. Buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, posso chiederle alcune informazioni? Volentieri. Sono andata appena adesso a visitare gli amici dell'Enfole, ho visto anche una vecchia tonnara. Volevo avere un po', qualche informazione magari sulla storia. Sì. La vecchia tonnara è un edificio storico. Ma come mai c'è in particolar modo proprio la tonnara? È legata comunque alla storia del Perché, posto? sì, perché in questa località, nel braccio di mare esterno, questa località si chiama Capo Enfola e quindi è un capo che ha un piccolo golfo da una parte e il mare aperto dall'altra. Okay. In questo braccio di mare aperto veniva stazionata la tonnara, quindi la mattanza, e Emanuel era uno dei rais della tonnara. Ho notato anche questo bello questo bel fico. ecco, Questo è una delle nostre, diciamo, dei nostri segni di riconoscimento. Questo è un fico secolare che ci dà la possibilità di avere un cappello naturale di copertura per certo. tutto questo piccolo giardino, poi all'interno abbiamo una piccola sala. Beh, e devo anche dire un che altro questo giardino, è un una posto terrazza. baciato veramente proprio da Dio, è una fortuna, Sì, quando il per mare questo- è mosso da una parte uno va per dall'altra e viceversa. Per questo siamo qui, abbiamo scelto di stare qui. Ci possiamo dare del tuo allora? Volentieri. Io sono volentieri. Adele. Ciao Amos. molto Amos, piacere. ok, è ora di pranzo. Sì. Parliamo di tonno. Se volete vi faccio assaggiare una cosina veloce, un primo piatto fatto col tonno fresco. Va bene, basta che mi dai del tuo. Allora andiamo, Va bene. vengo direttamente in cucina con te però. Va bene, Adele, Va bene, volentieri. ok, andiamo allora a mostrare. Come ti ho promesso facciamo una cosa velocissima, un primo. Gli ingredienti essenziali sono come sempre l'olio extravergine d'oliva, il prezzemolo, l'aglio che useremo in camicia, il pomodorino pallino e poi metteremo degli straccetti di tonno pinna gialla e le vongole veraci che serviranno a dare un po' di untuosità e un po' di sughetto al sugo e lo zenzero che che qui si chiama zenzero ma in realtà è peperoncino. Incominciamo a scaldare per fare una base di soffritto, un po' di maggiorana del nostro piccolo giardinetto, poi mettiamo qualche frutto di cappero e poi ho preparato questi straccetti di tonno e li faccio scottare un pochino e aggiungiamo le nostre vongole veraci. Finito, senti, allora facciamo così Amos. Dovrei assaggiarlo adesso. Sì, io guarda, faccio un piccolo assaggino e poi lo porto direttamente a tavola, va Volentieri. bene?
Allora Dele, abbiamo rispettato le aspettative? Ti è piaciuta questa cosa? È una bontà veramente, complimenti, buonissima. Ti ringrazio moltissimo, Senti, piacere del fatto che ti sia piaciuto. Io ti ringrazio di tutto e sicuramente ritorno. Se ritorno all'Elba vengo qui Ti aspetto, da te perché meriti te, merita la tua cucina e il tuo locale. Io rimango qui un altro pochettino e bevo un altro po' di vino. Volentieri. Va bene, grazie. Signora Carla, mi spiega un po' in che cosa consiste la piccola miniera? L'idea di progettare e creare e costruire una miniera che rappresentasse tutta quella che è la mineralogia ilbana nasce circa 30 anni fa dall'idea del nostro titolare che aveva ed ha avuto una grandissima conoscenza del territorio ilbano. Allora, io ho fatto praticamente un po' tutto il percorso, quindi sono entrata, ho visto la lavorazione di una pietra, ho fatto il giro con il trenino e adesso sono nel museo, quindi è un po' il percorso tipico di qualunque turista. Questo è un percorso tipico del turista che arrivando alla piccola miniera può buttare un occhio su quella che è la nostra tradizione per la lavorazione del minerale. Come mai soprattutto qui a Porto Azzurro sono concentrate tutte queste miniere? Vi è stata una grande produzione mineraria e da qui è nata anche la ricerca di un commercio che andasse al di là dell'estrazione propria del ferro. Anche il biglietto insomma non è carissimo. Allora, il tour completo che prevede la visita alla miniera, al museo minerario e una degustazione anche dei prodotti tipici ilbani costa 9 euro per gli adulti e 7 euro per i ragazzi dai 5 ai 12 anni. Abbiamo anche un mini biglietto per i bambini fino a 3 anni. Grazie. This is the real danger. My danger sound. Vincenzo, ma è proprio buona, veramente. Senti, ma com'è fatta la schiaccia? Questo è un dolce tipico, abbiamo due varietà. Questa è proprio, si trova un po' in tutta l'Elba, questa rossa, invece questa bianca si trova a Capoviveri, è un dolce proprio tipico di Capoviveri. Quindi questa si chiama schiaccia capoviverese. Ok, e in questa che c'è? La differenza appunto è che qui c'è il moscato, invece qui c'è l'aleatico, che sono dei vini passiti. E in più ci sono le noci, invece qui ci sono le nocciole come frutta secca. Ah, ecco, poi, infatti si sente. Poi tutto il resto è uguale. Senti, quindi è la schiaccia ambriaca? Sì, perché è impastata col vino. Ma è facile da fare anche a casa, sì, volendo? Sì, è facilissimo. Come si fa? Spiegami un po' il procedimento, così magari io ci provo. Il pasto è fatto di farina, zucchero, okay. Vanno mischiato farina e zucchero, impastato col vino e va mischiata la frutta secca tra le nocciole e le noci. E si stendono in questi appositi stampi. Poi sopra ci va un po' di liquido, un po' di vino, sì, con lo zucchero e pinoli. E poi va in forno? Sì, per quanto tempo più o meno? Mezz'ora, circa 180 gradi. Va bene, io senti, finisco questa perché non la lascio, visto che è buona, e poi magari ne approfitto, ma questi li fai tutti te? Sì, facciamo tutto noi, tutta produzione propria. Tutto produzione propria, quindi uno viene qui e si mangia un bel dolce. Tutto. Dal dolce tipico al dolce... A dolce, insomma, anche perché tu non sei dell'Elba, l'accento non è dell'Elba, sei pugliese, quindi ci sono anche dolci pugliesi. Ecco. Va bene, intanto però mangio questo dell'Elba. Ecco.
Ciao, buongiorno. Buongiorno, anzi no, ciao, facciamo così, è più confidenziale. Assolutamente. Io sono Adele, tu? Io sono Elena, piacere. Ok. Allora Elena, complimenti intanto per il menù perché vedo che avevi fatto tutte cose tipiche albane. Ma non è proprio tutto tipico albano, però è il risultato di sogni notturni e quindi quello che piace a me io lo metto nel mio menù. Quindi questo è frutto di un tuo sogno? Assolutamente sì. Senti, però io volevo assaggiare lo stocco all'elbana. Sì, che è uno dei piatti che avrei consigliato perché è proprio un piatto tipico dell'Elba che ogni paese fa a suo modo, però Capoliveri lo stocco viene fatto marinare circa 2 ore e mezza e contiene patate, olive nere, cipolle e pinoli. Un piatto molto buono, molto saporito. Senti, allora facciamo così, prendo questo sicuramente. Perfetto, va bene? Vado a ordinare. Intanto complimenti anche per il locale, è una bomboniera. Grazie, molto gentile. Eccoci qua. Oh, che bello. Allora cara, come siamo andati? Beh, direi bene, ho fatto anche la scarpetta. In questo locale la scarpetta è d'obbligo. Ci credo. Senti Elena, mi hai detto un po' gli ingredienti, ma come è fatto il procedimento? Come si fa? Allora, praticamente viene preso un pezzo di stoccafisso intero, viene tolta tutta la pelle, viene pulito per quanto possibile dalle spine, viene fatto tutto a mano, poi viene fatto marinare in una pentola con della cipolla tagliata, qui è de gustibus, cioè grossa, piccola, io preferisco farla un po' più piccola, e pinoli, olive nere, le patate messe per ultime e viene fatto andare circa 2 ore e mezza. Poi un po' una spolverata di prezzemolo fresco. È veramente ottimo. Non viene fatto salare perché lo stoccafisso è già... infatti è già bello, e poi bello salato. va di gusto, chi ci mette un po' di vino bianco, chi ci mette un po' di brandy, dipende. No, così è veramente ottimo. Bene. Va bene, io finisco però così. Assolutamente, assolutamente. Buona continuazione. Grazie. Signora Mariella, allora io sono venuta qui da lei perché mi hanno consigliato la sua attività per fare un gioiello, una collana così. Poi sono entrata, ho visto tutte queste pietre, anche perché insomma il territorio lo consente. Sì, esatto, no? esatto. L'isola è proprio rinomata per la sua grande varietà di pietre dure, di minerali, per cui c'è una tradizione, poi piano piano da minerali da collezione siamo passati anche a lavorarli, quindi a tagliare le pietre e farci anche dei gioielli da poter indossare oltre che da vedere, insomma. Ecco, per esempio, questo è un bracciale che abbiamo realizzato noi, è un bracciale in argento con degli inserti fatti con zirconi, perché noi abbiamo anche il nostro laboratorio orafo dove possiamo realizzare anche a scelta del cliente o desiderio del cliente un bracciale, un anello come lo desidera, con la pietra che vuole, insomma. Quindi io vengo qui, scelgo la pietra che più mi piace, la pietra dell'Elba. Quali sono le pietre tipiche della zona? Le pietre tipiche della zona sono, la maggior parte sono pietre dure, tipo l'azzurite, la malachite, abbiamo i quarzi, abbiamo la pirite, l'ematite, che da qualche anno si riesce anche quella a lavorare, a fare delle cose abbastanza particolari. Poi ovviamente ci sono tanti minerali da collezione. L'acquamarina è anche una pietra che si trova sull'isola nella parte del Monte Capane, dove ci sono le tormaline, le pegmatiti, i quarzi. Queste invece che sono collane? Queste sono delle collane, questa è proprio la collana classica che viene infilata, o altrimenti si possono fare anche delle collane con la catenina in oro e si incastona la pietra montata così in modo che c'è soltanto la pietra come un ciondolino. Veniamo un po' ai costi, visto che sono a fine vacanza le mie tasche sono un po' vuote. I costi variano molto, per esempio una collana così si può andare sulle 75 euro, poi se vuole un bracciale realizzato in questo modo, fatto tutto a mano in argento, si può andare intorno ai 380 euro. Ecco. Beh, certo, cambia un po' la struttura. Cambia un attimino anche il tempo di lavorazione, il fatto che è stato fatto completamente a mano, ha capito? Anelli ce ne sono? Anelli ce ne sono quanti ne vuole,
ce ne sono con brillanti, senza brillanti, si possono montare in argento. Ora questo, essendo l'acquamarina una gemma semipreziosa e queste sono pietre anche abbastanza belle sia di colore che di purezza, abbiamo preferito montarle in oro. Senta, prima sentivo che anche di là poi tra l'altro ha una piccola collezione Sì, di è una pietre. collezione che ha accumulato mio marito negli anni, perché lui è nato a Rio Marina, il padre era minatore e i suoi primi giocattoli sono stati praticamente i pezzettini di pirite che il padre a volte portava a casa. Ah, vedi però. Va bene, allora facciamo così, Mariella, io allora mi guardo un attimo tutte le vetrine Va così bene. decido cosa D'accordo. comprare, va Va bene? bene, poi mi Facciamo dice che così. cosa vuole e noi glielo realizzeremo. Va bene, grazie allora. Prego. Sergio? Sì? Salve, Salve, piacere, buonasera. Adele. Senta, Ciao. mi hanno consigliato di venire da lei per prendere dei prodotti tipici veramente dell'isola d'Elba, ho fatto bene? Sì, se vuole l'accompagno al mio magazzino. Va bene, sta finendo di lavorare? Finisco dopo. Va bene, allora Ok, andiamo. andiamo. Va bene, grazie. Spiegami un po', tu che cosa fai? Facciamo la sera le cene col pescato. Quindi la tua è un'attività di ittiturismo? si può Ittiturismo, definire? sì, Quindi ittiturismo. praticamente tu peschi e poi porti in tavola quello che Porto peschi. a casa quello che pesco e poi c'è questi tavoli sociali e si mangia tutti insieme. Cioè tu esci la mattina a che ora? Ma non prestissimo, perché io le palamitare è una pesca un po' particolare, ovviamente rimangono sempre in mare. In genere non so, pesco 50-60 kg di palamite al giorno. E poi con la mia socia, che sarebbe mia moglie, le lavoriamo subito, praticamente non passa neanche dal frigorifero. Le mettiamo Quindi sott'olio. create praticamente questi prodotti Sì, che vedo qui. Comunque con la palamita faccio anche il sugo di palamita. E poi invece qui E che poi abbiamo un sugo di polpo, praticamente sono polpi che pesco con le nasse, metto delle filate di nasse. Senti Sergio, ma mi incuriosisce un po' la palamita, come la posso mangiare? Io faccio palamita in olio di oliva e poi una palamita naturale che se non sai come cucinarla magari... No, sinceramente non l'ho mai mangiata. Allora, se quindi... vuoi provare te la faccio provare, ti faccio vedere come si fa. Ok. E poi mi dai un giudizio. Adesso ho capito come la fai, con gli asparagi. Con gli asparagi, sì, allora sì, dai, sono allora. di stagione, ti faccio vedere velocemente palamita naturale. Ti metto dentro un bel pezzo di palamita. Preciso. E poi qui guarda, ci vuole un bel po' di olio extravergine di oliva. Assaggiamo, va. Però, allora faccio così, prendo qualche barattolino così, Ok. così questa la posso fare a casa, è abbastanza Sì, semplice, hai più visto, ci se arrivo. sono riuscito io, Io non sicuramente più ce ci la fai arrivo, anche poi tu. per la palamita ci pensi te, facciamo Sì, sì, così, sì. va bene. Buonasera signora. Buonasera, senta, ho letto il vostro menù e mi incuriosisce un piatto, il risotto fatto con un fiore di campo, la margherita. No signora, no. Fiore di campo non è proprio questo. La margherita è una gran seola, diciamo, è un granchio grande dell'isola d'Elba. Che ci facciamo un risottino, diciamo una ricetta antica. Va bene, allora mangio questo, però adesso so che è un granchio perlomeno. Va questo, bene, allora. grazie mille a lei. signora. Eccoci signora, prego. Grazie. E buon appetito. Grazie. Oh, è veramente buono. Senta, ma come è fatto? Se vuoi sapere bene la ricetta io posso mandare mia suocera, che sarebbe la proprietaria e la cuoca. Allora va bene, grazie. Grazie, buon appetito ancora. Buonasera signora. Ah, signora, lei è la titolare e anche cuoca? Sì. Senta, complimenti per questo piatto. Dia del tu, va bene, io mi chiamo Adele. Vabbè, e io Antonietta. Piacere. Allora,
Allora, questo è un piatto un po' antico, insomma, è una ricetta ilbana e noi lo facciamo così: si fa aglio, cipolla e prezzemolo, si mette a rosolare e poi tagliamo questo granchio a pezzi con sale e un po' di peperoncino e poi aggiungiamo un po' di pomodoro pelato e poi quando è quasi pronto ci mettiamo il riso dentro e si fa cuocere e così è risotto alla margherita. È veramente buono. Ma cucini tutto tu? C'ho un ragazzo che mi aiuta, comunque quasi 40 anni che sono qui. Però qui ti vedi anche dei bei tramonti, il posto merita. Sì, ce n'è tanti davvero, quasi tutte le sere. Vabbè, vedi, beata te Antonietta. Senti, comunque io allora continuo a mangiare questo risotto perché è buonissimo. Grazie, mi ha fatto piacere allora. Cari amici, vediamo quanto ho speso questa settimana sull'isola d'Elba. Albergo in mezza pensione, 60 euro a notte per un totale di 360 euro. Ristoranti in media ho speso 30 euro per un totale di 180 euro. Traghetto andata e ritorno 86 euro. Spese varie perché ho acquistato prodotti, visitato musei e miniere, 100 euro per un totale di 726 euro. Io vi do appuntamento la prossima settimana e se siete curiosi viaggiate insieme a me.